siete per la manifestazione? Cosa arrivare? Non mi ha segnato ancora, perché se non mi segna che succede? Dopo la poi c'è un albergo pesante, c'hanno tutto pagato. Ma l'albergo ogni capogruppo paga direttamente, più sei giovane, se sei giovane, però non lo so. Si dire qualcosa di 10 quanto? 10 li pagano e basta. Sempre se ci devono andare a mangiare, venire qua, non ci mangi. Mangi anche la pizza. non li rifame, guarda. Perché mi hanno detto Quando abbiamo cominciato proprio, si parla di 7 o 8 anni fa. ma ne ha sempre che Berlusconi però. Pigliai di 60 io all'epoca erano 40 ne davano a Cinecittà 3 puntate, faceva Bubu, reazione a catena, quando ha cominciato Bubu, io non avevo 40 euro. Qualche un'oretta a gente che ha detto che ha finito. Questo è all'aperto, ma è dentro chiuso. Sì, si vede. Quando iniziano ora un'oretta e mezza, poi per le palle. Dobbiamo, vabbè, State là a sentire, se bevate, cioè nessuno viene, insomma. No, perché iniziano tutto, che iniziano, hanno detto loro scappano il bar, piano piano ce lo dobbiamo andare. Se dovete stare là poi alla fine. Piano piano, vai piano piano. Ma quanto queste figlie più poi non lo so, sì, è un mi 100. sembra solo 10 euro. Ah, solo 10 euro? Sì. Ma tanto andate là, il tempo di starci non avete. Ma invece normalmente se uno volesse dipende fare quello che la trasmissione le che trasmissioni tanto pagate di più. certo. E quanto pagate? Dipende dalla trasmissione, ogni trasmissione c'ha è un rimborso. Però 10 euro però intanto noi riempie la manifestazione, perché se non facesse così Chi mi diceva? Ma loro danno dei più, i soldi si via agenzia, è tutto un giro via. Però dici te, tanti ragazzi ci vanno, cioè, vabbè, quando è fine mese ho preso 150, così 100. No, certo, se uno studia, dice magari 200 euro al mese, ci si riesce ad arrivare a 200 euro. No, Ai nostri amici, capito, quando gli abbiamo detto la prima volta hanno detto scusa, ma non vai ai semafori? a Polivento, Io mi vergogno, quante amiche mi domandano, ma quanto mi dai? Anch'io mi vergogno. Io mi vergogno e dico sempre di più. Sì, sì. È pericoloso pure, no, questa manifestazione. si saluta l'aria. pure se hanno detto danno le bandiere, io Non lo so signora, non so niente. Di 2000 pullman, tutta Italia. Ma infatti l'ha detto ieri sera in televisione, di più che una manifestazione è una festa.